Ma come? Morosina ha fatto il menù nuovo, non me lo venga a degustare. Poi alla fine si torna sempre dove si è stato bene. Pesella artigianale, tracciata pugliese, songino selvatico, tartar di marchigiana, pomodori gialli e pomodori rossi. Questa è un'opera d'arte. Le dimensioni sono un po' troppo grandi, infatti la divido con te. La dimensione è importante oggi, specialmente in questo periodo. Io sono pazzo della fresella, io mangerei solo fresella, carne burrata, latte Mario. Perfetto, anche il bagnetto che hanno fatto fare a questa fresella è meraviglioso. Mi devono dare la licenza solo per questo pezzo di carne che mi sta facendo mangiare stasera, ineguagliabile. Mi piace pure questo occhetto di sale Maldon che non dà per niente fastidio. C'è la chiamata da cavata. Shokupan, pane in cassetta rollato al burro, porchetta da riccia, maionese, senape e miele e spinacino selvatico. Bella, la morbidezza è importante, sembra una nuvoletta, sembra quei toast che ci facevamo nel tostapane quando eravamo piccoli. Guarda che bella reazione di Maillard, perfetta. Chi mi ha fatto tornare indietro col tempo? Ricordo mia mamma quando col tostapane riusciva a caramellizzare tutto. Sia beatificato l'inventore di questo piatto, senza fronzoli, creme, cremine. Lobster roll, astice canadese tagliata a coltello, maionese all'aglio, erba cipollina e pane rollato al burro. È cultura culinaria, che bello. C'ha un difetto che finisce. Sto astice fatto come Dio comanda, profumatissimo, leggero. Questa è storia. Anche l'insalata c'ha il suo perché. Ribeye Australia, frollatura 40 giorni, marezzatura extra. Dell'accetta vogliamo parlare? Stupendo. Questo è un dipinto. Se non facessi il food blogger mi sarei prostituito per questa fetta di carne cotta alla perfezione. La cosa che mi sorprende è questa croccantezza veramente cotta sul fry top che ha dato a questa fetta di carne un'identità. Sì ragazzi, fammi uscire pazzo. In due, con una bottiglia di vino che costa 20 euro, conto 120. Di mano venga una tavola.